Il rapporto con la musica e con lo studio diventa sempre più affascinante con l'età, quindi da ragazzino studi perché devi studiare, da grande studi perché ti piace. L'ultima volta che ci siamo visti c'era un progetto in Fieri, andava avanti questo fatto di essere testimonial dell'Unicef e di lavorare insieme ai bambini. Adesso questo progetto ha preso corpo. Il rapporto con Unicef è nato perché degli amici che lavorano all'interno dell'organizzazione mi avevano chiesto una collaborazione per eventi da organizzare. Fatto sta che tutto ciò poi si è trasformato in un vero e proprio progetto che ho scritto per Unicef Italia, che ho chiamato Sounds for Children e che dopo 3 anni di lavoro e 2 anni di sperimentazione è diventato una realtà. Trying to make it unwind. But you can't go where your children are going. And you cannot know what your children will find. And they're not your children for more than a moment. And you cannot go with them on their infinite climb. E nomina sunt consequentia rerum, dicevano gli antichi. Forse non è un caso che questo progetto prende corpo, si anima e va avanti con un'esperienza che tu hai fatto in una scuola romana che è intitolata a Gandhi. Assolutamente sì, io sono contentissimo di aver incontrato questi bambini che erano in terza, adesso sono arrivati alla quarta, li abbiamo incontrati tutti i mesi, abbiamo portato il sorriso e ho ricevuto adesso i temi, me li ha consegnati la maestra che hanno fatto i bambini. Allora, un bambino di 9 anni che scrive: la musica per me è un messaggio universale che ci rende sereni perché ci fa passare la cattiveria. Secondo me questa è una cosa che soltanto chi ha fatto un certo tipo di percorso può scrivere. Il brano si intitola Let the Children, è un brano che ho scritto insieme ad Alfonso De Ida e il testo poi è stato elaborato insieme a Greta Panettieri e al formidabile Ben Sidran, ispirandoci a un famoso passo del Profeta di Khalil Gibran, dove lui parla di quanto è importante, consiglia ai genitori quanto è importante lasciare i figli liberi di volare così come una freccia, nel senso che noi siamo gli arcieri e dobbiamo scoccare la nostra freccia e farla andare il più lontano possibile. Questo è quello che dobbiamo regalare ai bambini, la libertà di esprimersi e di condividere momenti sereni e di gioia. You cannot go where your children are destined to go.